Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo alla giornata numero 15, cominciamo con il rugby a 7, siamo in finale contro la Bulgaria, incredibile Bulgaria show in questo finale, terzo posto nel femminile è Fiji, quindi Fiji c'ha il bronzo. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Attenzione. Dai cazzo però, attenzione, attenzione. No, fuck off, Fukaf, classico Fukaf, no! La touche, la touche. Bello. Attenzione, vai venezianone. Attenzione il cume, attenzione il cume. Vai Bode, vai Bode. Attenzione, attenzione. Non ci credo. No. Attenzione il Kumendone show. Kumendone show. Kumendone show. Per poco. Niente, non riusciamo a sfondare. Ah, vai Bode, vai. Attenzione. Bravissima, la pupetta l'ha messa. Un bacio. Calcio di trasformazione. Ottimo. Dai. Non ci credo. Oh, fuori di poco. Sprecato. Dai Fio, che ci prendiamo gli ori. Siamo specializzati qua, o specialisti, lasciatelo un po' come volete voi. Però sport di squadra, tanti ha fatto cagare, ma in certi sono forti per fortuna, per carità, non è un gioco difficile, però. Attenzione. Vai Kuma, vai Kuma, vai Kuma, vai Kuma, attenzione, attenzione, ce la fa. E qua ragazzi, cioè the winner is Kumeba. Calcio di trasformazione. Ottimo. Ed è gol. Direi che stiamo vincendo. Inizio. Stiamo massacrando, attenzione qua, mamma mia, dominio. Erdominio. Non ci stanno capendo. One cut i bulgari. Calcio di trasformazione. Ottimo. E si gol. Finisce il primo tempo. Inizio. Vai. Molto bene. Scusate un attimo, così metto già i bronzi. Argentina invece c'ha Argentina bronzo uomini, salvo che chiaramente non le affrontiamo, e Fiji bronzo donne. Ok, vai. Calcio d'inizio. Non ce la fanno, sono scarsi. Occhio. Ecco. Meta bulgara, Lobanova. Grande Loba. Calcio di trasformazione. Che scandali. Inizio. Oh, che possiamo anche amministrare, sinceramente. Boom. Vabbè, questo devo farlo perché è giusto, perché è corretto. Un costo, un'Italia a dir poco devastante. Calcio di trasformazione. Ottimo. Ed è gol. Vabbè, ogni tanto un po' di tranquillità ci sta. La prima specialità che stiamo vincendo con veramente tranquillità assoluta.
Possiamo anche amministrare per non far durare la partita 10 ore. Attenzione. Grande Marco. Spettacolo. Perfetto. Andiamo a vincere un oro pesante con un film di Fassbinder. Dai, basta. No, è finita. Oh. Niente. Fischia. Devo casa. Ok, non è finita. Ancora non è finita. Comunque segniamoci l'oro. E Bulgaria bronzo. C'è argento, scusate. Buono. Il maschile siamo contro la Nigeria, cioè incredibile, le nazioni un po' esotiche, ma qua dovrebbe essere un altro oro. Veramente un po' di, diciamo anche ori un po' semplici, mi ricordo. Forse un po' troppo, ma... No! Ma è stupido! Ma guarda, sto rimbambito! Ma guarda, sto pirlotto! Oh! Oh! Lo sveglia, grazie! No! Ma guarda, sto... Dai, per piacere. Perché non ha fatto la meta? Non ho capito. Dura con la Nigeria, eh? Non so il perché, ma... Vai, 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 muove, 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 guarda che bestia! Dai, niente. Adush, Adush. Yes. Yes. Bravo. Vai Kume, vai Kume, vai Kume, vai Kume, vai Kume. Vaffanculo. Dai. Che cazzo. Calcio di trasformazione. Ottimo. Mamma mia che cesso. Che cesso, Kume, che cesso. Inizio. Vai. Questa è un po' più combattuta. No. Occhio ragazzi. Nigeria. Palla persa, assaggio al compagno. Palla persa, assaggio al compagno. Cosa fai? Sta Nigeria rompe i maroni però, Dovremmo avere problemi di oro però. Palla persa, assaggio al compagno. Vai Margot, vai Margot, vai Margot, vai Margot. Peccato. Fine primo tempo. Seconda frazione. La seconda frazione. Palla persa. Occhio. Brava. Palla persa. Go, go, Kume, go, go, go. Palla persa. Ecco. Entra a fare. Guarda come lotta, no?
Bravissima, dai che andiamo. Questo è punto, questa è meta. Guardalo, boom boom. Molto bene. Calcio di trasformazione. Perfetto. Perfetto. Trasformazione. Perché ci siamo Inizio. contro la Nigeria. Riusciamo anche a amministrare. Oggi devo fare. No, 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 no. Attenzione. No good, no good. Calcio di trasformazione. Bene. E la mette. Attenzione. Una meta e una realizzazione vincono loro. Inizio. Più sofferta questa. Palla persa. No. Occhio, fioi. Occhio, fioi. Ma se sto rischiando adesso. Guarda, pensavo di aver già vinto per poco. Vai, 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 vai. Qua però ce ne andiamo, 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 ce ne andiamo. Boom boom. Calcio di trasformazione. Ottimo. A girare dai gol. E ci prendiamo l'oro irridato, godo. Inizio. Fine partita. Yes. Molto bene. Abbiamo i 400 misti uomini e donne, abbiamo gli Stati Uniti, c'è l'Australia, la mettiamo col Sudafrica e la Romania con la Francia. Vai. Ho scoperto il suo modo per poter giocare senza dover fare forse fare già direttamente le finali. Quindi ho fatto 2 finali, le ho fatte insieme. Attenzione, 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 le dure, le dure. Siamo ai 25 metri. Siamo sempre a difficoltà estrema, ovviamente, ve lo dico. Lo capivo prima, vabbè, lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Faccio cagare, però l'America è prima. Purtroppo i miei 2 ori contano poco. L'America si riprende così. Seconda virata. Non ci siamo, non ci siamo. Perfetto. L'America sempre prima e così rimane, un po' ora. Siamo delle pippe. Tenere questo ritmo. Siamo delle pippe atrocissime su sto sport qua. Ultima virata. Vai. Stile libero. No good, no good. Vabbè, vaffanculo, va. Ho detto che ha proprio una meccanica di gioco ridicola, secondo me. Non ce la fa più. Traguardo. Ecco, 2 ori per USA. Tamocari. Quindi vanificati i miei 2 ori. Grazie. Germania e Gran Bretagna. E GBR. Vai. Teoricamente salutiamo Tokyo così, vero? Ah no, c'è giorno 16 la staffetta 4%. E a questo punto potrei già farla così chiudo anche la staffetta del giorno 16. Licenze politiche nel calendario che ci stanno assolutamente. Posso fare che ragazzo che voglia ombre di questa. Vai. No, non ho visto però, sono diverse cazzo. Ora no, Nuova Zelanda. Allora USA c'è. Va bene.
La regina. La regina di sto cacchio. Italia. Il prodigio. Ok. Devo vedere per forza. Vabbè, c'è Nuova Zelanda, Australia, la Francia e il Messico. Ai blocchi di partenza. Visto che c'è il Messico. Ma perché devo partire così? Farfalla. Sta accelerando all'improvviso. Proviamo così. Prima virata. Dai. Sì, l'Australia c'è, quindi c'è l'Australia c'è. L'Australia c'è. 75 metri. Seconda virata. Male. Attimo. L'Australia c'è, vuole l'oro, vuole il doppio oro l'Australia. Sono stanco, sono ultimo e stanco. Cioè, Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? male, molto male, anzi malissimo. Rallentamento. Ultima virata. Che do coglioni, madonna che dico. Proprio non riesco, non ci sta nulla. La Svizzera supera l'Australia, però it's incredible. Sembra si stia stancando. Male. Vediamo le classifiche. Non ci credo, l'Australia prende solo un oro. L'Australia prende solo un oro. E un argento ovviamente. Perde il doppio oro. Svizzera ha fatto un'Olimpiade irripetibile, credo. E Ungheria bronzo. Ok, facciamo anche la staffetta 4%, così chiudiamo. E così chiudiamo anche Tokyo. Allora, staffetta, cazzo, eccola qua. Vai, difficoltà estrema. Almeno abbiamo già la finale. Qua USA e Giamaica hanno la priorità. Ora vediamo le nazioni. Allora, mettiamo Nigeria. Allora, Nigeria, Stati Uniti. No, anzi facciamo Nigeria, Giamaica, Slovenia, Francia e Croazia, USA. No, la Francia c'è, sono pippone allora. Ora mettiamo Stati Uniti, Croazia, Slovenia, Giamaica. No, come si gioca? Ok. Va bene. Ok. Duretta, Vai. Take your mark. Vai come, perché sono ultimo. Merda. Guarda che scarsi che siamo, ma perché così una merda? Pippe atrocissime. Bello. Abbiamo Croazia, USA, Slovenia, Giamaica, speriamo bene. Francia, Cina, Nigeria. Per fortuna. Comunque Francia doppio oro, questo per la Francia è tanta roba. Cina, argento. E Nigeria, bronzo. Ok, facciamolo ancora. E poi abbiamo finito queste specialità.
Comunque ho deciso, raga, di fare Decathlon e Heptathlon in una singola. Heptathlon 1 donne e Decathlon uomini, perché sennò veramente venivano fuori troppe medaglie in più e diventava un po' stracciatella. Questa decisione facendo dei calcoli ponderati quendiani. I classici ponderati. Allora, vediamo. Allora, Guinea, Francia, Brasile, USA, Nigeria, Giamaica. Vai. Pronti. Attento, Kuma, dai. Perché siamo così scarsi? Perfetto. Ma comunque siamo ultimi, che bello. Allora, perfetto, ma non basta. Non capisco. È bello fare queste gare. Vai. Peccato. Cina, Niger. Oh, perfetto. La Francia si prende per un bronzo. La Francia bronzo per il bonus. Poi abbiamo Cina, oro. Nigeria, argento. Però c'è anche oro e argento Giamaica. Ok. E Polonia, bronzo. Boh. Perfetto, raga. Ci becchiamo con le prossime discipline. Ragazzi, oggi abbiamo il programma concorso a squadre maschile e femminile di equitazione, poi abbiamo marcia 35 km uomini e donne e marcia 20 km uomini e donne. Vai! Così facciamo un po' del programma 16 e poi ci dedichiamo a tutte le medaglione finali. Qua purtroppo Germania ha il bonus, non sappiamo chi è, quindi sappiamo che ha 2 ori sicuri la Germania. No, ho sbagliato, sono un goldone. Ho sbagliato il tasto. Per sbagliare il primo salto non è bellissimo. È proprio impossibile sto gioco, cioè... Bello. A questo punto deve sperare che questo rimanga il suo unico errore. Tan tan tan, Godo. The Masterpiece, io sono il capolavoro in movimento. No. Qualcosa di buono lo faccio anche. Sto un po' imparando. Può solo sperare che anche gli altri commettano qualche errore. Ma stai buono. Ecco. Purtroppo ha eseguito male il salto. No, salto completamente sbagliato. Passaggio sfortunato. No, io sono a pippa. Essere demoralizzante arrivare fino a qui e vedere sfumare tutto in questo modo. Non è colpa mia, sono a pippa atroce. Va fa. No, salto completamente sbagliato. È andata, sono fuori. Che bello. Allora vediamo. Canada, Argentina, Cuba. Canada, Argentina, Cuba. E Germania oro. Solo uno però, Non sapendo, non possiamo dare 2 ori ai Deutschland. Buono, siamo il film maschile e poi chiudiamo i concorsi a squadre. La Germania, l'equitazione fa 1000 medaglie, cioè. Vai. Benvenuti al centro. Ma perché non va? Passaggio sfortunato. Niente, problemi. Primo salto, non ha voglia di fare il cavallo. Cagalla. E muoviti.
che bello sapere di avere una chance di medaglia in questi sport. Ti rigodi, bro. Vabbè, ciao, guarda. Ancora. Guarda, bravo. Oh, non posso crederci, ha rifiutato. Sinceramente non ce lo saremmo aspettati da un cavallo del genere. Con questo è il secondo rifiuto, ormai sono fuori. Iran. New Zealand. E Bulgaria. Anche Bulgaria, molte medaglie. E Germania sfrutta il bonus. Ok. Buono, adesso abbiamo la marcia 20 e 35. Che lo facciamo ovviamente sui 1500. Sui 1500 donne e uomini. Quindi abbiamo Kenya e Etiopia che qua sono favorite, che vediamo se vediamo qualcosa, perché sono un po' indeciso, come si dice, chiaramente la Francia non l'ho messa sui cavalli perché raga, non è che posso dargli argenti, oli così a caso, in questo caso. Allora, abbiamo Nigeria, Francia, Etiopia c'è, fatalità, Portogallo, Kenya e basta. Gara iniziata. Oh, Il pubblico no, aspetta un attimo, come giocare, scusate un attimo. Premi rilascia L1 per partire, la logica a destra per regolare la velocità, la logica a sinistra per curvare. Ah, ok, scusate, perché pensavo di ricominciare l'evento. Boh, scusate, chiedo venia. Ora abbiamo Austria, Francia, così facciamo prima, che qua almeno vediamo, l'Etiopia c'è, il Kenya col Portogallo, perfetto, vai. prima partenza Oh. regolare. Il pubblico Ma accompagna perché no? Ma non mi va il joystick, che cazzo? Vabbè. Che due maroni, però. Ho problemi con il joystick, raga. Ok. Saranno gare lunghe, raga, saranno gare lunghe. Ma cos'è che dice qua, scusa? Premi, rilascia L1 per partire. L1, c'è questo, cazzo. Boh, vai. Con calma, raga, con calma. Riposiamoci. Ricordiamo Austria, Francia, Etiopia c'è, Kenya, Portugal. Saranno gare importanti, questa marcia 20 km. Devo fare marcia 20 km UD e marcia 35 UD, così chiudiamo a tenere anche la maratona, ma quella ce la facciamo alla fine come ultima prova. Manca ancora tanto, Beppe, manca ancora tanto. Le dure. Siamo così, non dovremmo stancarci, teoricamente. Finiamo agli 800 metri. Attenzione. Che bello che era lo stadio delle Olimpiadi di Atene, mamma mia. Sublime come, sublime. ...600 metri.
Mancano 600 fottutissimi metri. Speriamo di portare a casa. Cioè, io vorrei almeno 3 ore su 4, vediamo perché magari non mi ricordo, però qua sono forti di solito, Ci avviciniamo all'ultimo giro. Final lap. Final lap, signori, final lap. Ultimo giro, stiamo a contatto con la Nigeria. Madonna, ma fanno schifo, ma che cazzo di livello ho messo? Se controllo il livello, in caso mi becco un oro sempre, ma mi sembra un po' troppo stracciata per Callaghan, l'ispettore Callaghan. Cioè, sono veramente indietrissimo gli altri, Attenzione che rischio però l'oro, Attenzione. Rischio di inchiappettarmi l'oro, non ci voglio credere. No, fioi. Mi inchiappetto l'oro, mi inchiappetto l'oro. Anche la... Ci No, riuscirà a prendere la testa nello scatto finale. non ci voglio credere. No, parole. No, parole. Veramente. Allora, Nigeria, oro. Nigeria nelle ultime gare sta prendendo medaglia a manetta. Nigeria, oro. Portogallo, argento. Il Kenya si becca oro e argento. Italia, bronzo. Va bene. Adesso facciamo un altro. Che pacco, signori, che pacco atroce. Cioè, mi aspettavo cioè veramente, però non prendere l'oro addirittura un bronzo mi fa un po' male, raga. Sono un po' deluso, sono un po' deluso. Ispettore Callaghan. Vai. Qua abbiamo Spagna-Francia. Spagna-Francia. Kenya c'è. E mettiamo Portogallo-Etiopia. Vai. Buona la prima partenza. Vai, mi raccomando. Il pubblico accompagna la partenza con un'ovazione. Ok. Proviamo a prendere un po' largo, vediamo. Cambiamo tattica, facciamo il leprotto, Facciamo 3 cuoricini, poi ecco, siamo proprio tranquilli. E vediamo cosa combiniamo. Porca miseria, che beffa, ero convinto di prendermi l'oro olimpico. Con calma, Kuma, con calma. Ai 300 metri. Le dure. Vediamo se questa è la tattica giusta. Spero di non essermi mangiato un oro. Dai, comandone. Siamo quasi agli 800 metri. 2 laps. Però così veramente si è preso un vantaggio indescrivibile. Ci avviciniamo agli 800 metri. Se questa è la tattica, ciao signori. Se stravinco posso anche farmele senza registrare per non perdere ulteriore tempo, visto che sarà un video lungo anche questo ovviamente. Vediamo.
Se vinciamo facile lo possiamo anche fare. E dopo magari ci facciamo ovviamente la maratona che va a chiudere il programma olimpico. Vediamo Beppe, vediamo. Vediamo se è installata tic. Però mi sono ciavato un oro, cazzo. Se vinco di brutto rosico perché se dopo perdo per un oro mi gira il cacchio, detta proprio simpaticamente. Manca poco al suono della campanella. In questa fase qualcuno potrebbe scattare. Aspetta perché non è detto, la stanchezza è tanta. Provo a recuperare, però sai, voglio vedere se riescono a prendermi. La vedo dura che mi prendano, la vedo molto dura, la vedo molto dura. Grande comandone, bene, perfetto, dai. Perfetto, perfetto, perfetto. Questa è la tattica, che bello. Queste sono le due giornate finali. Ho tante discipline dove veramente domino, però, ciao, sì, ma a sto punto, dai, ha poco senso fare anche la maratona, vengono fuori video lunghi noiosi, cioè, che abbiamo capito che... Adesso, guardiamo il livello, dai, guardiamo il livello. Sta nello scatto finale. Noi abbiamo stravinto in maniera proprio bizzarra. Ecco. Grande vittoria. Australia, Cuba. Allora, Italia, Australia, Cuba e Portogallo che, ok, Portogallo che Etiopia si prende un bronzo l'Etiopia. Ok. Boh, vediamo i livelli insieme, se non ci sono livelli direi di fare così per le due marcia 35 e le due maratone, insomma. Dopo magari per il prossimo anno decidiamo di farlo anche su un altro gioco, perché vediamo un attimo opzioni, modalità stereo non c'è, però difficoltà no, non c'è, quindi questo è una disciplina semplice. Ora facciamo così, visto che diventa veramente semplice, ma i due di marcia 35 e il due maratone le facciamo su Pechino quello 800 metri, perché sennò diventa troppo stracciata e non voglio neanche avere ori semplici. Ok raga, meglio così. Ragazzi, anelli, qua purtroppo pure che non ci sia una classifica, quindi sappiamo che la Russia, in base a come facciamo noi, arriva prima, seconda o terza. Purtroppo non c'è. Rischiamola e vai. E andiamo. C'è tensione. Perché faccio così cagare? Mamma mia. Perfetto. Eccellente. Ah, male. Che domaroni. Bravo Kuma, bella. Una bella prova. Nelly sulla maschile non ce la speriamo che con la femminile, ovviamente. Anche perché ho tolto un Deptatron e un Decathlon. Cos'è? La merda. Beh, terzo. Ma scusa. Molto bene, mi piglio una medaglia. L'Australia, ragazzi, ci piglia l'oro irridato. Belgio, bronzo. Cioè Belgio, argento, scusate. Italia, bronzo. E Russia, un oro. Di specialità, però visto che sono sempre le stesse,
metto per cambiare la Corea, quindi nel prossimo programma la Corea e la Russia. Vai. Bisogna fare così, ragazzi. Ginnastica, anelli femminili. Ci sono le classiche licenze poetiche. Che voglio anche le donne. Devono fare, cioè possono fare tutto le donne, sono meravigliose. Lo sappiamo. Vai. Vai Beppe, vai Beppe, vai Beppe. Cominciamo subito. Oh no, sono un coglione. Sono una pippa, sono una pippa. Madonna, e questo è difficilissimo. Veramente impestato. E c'è excellent. Mamma mia. E questo è difficile, capisco perché non riesco a farlo bene. Non ce la faccio proprio. Dai, 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 dai. No, non va. Non va alla fix. Ho sbagliato, vabbè, pazienza. Qua non penso di andare in medaglia. Infatti. Allora. Ok. Ok. Comunque USA un bronzino se lo piglia. Russia fuori. Ok ragazzi, abbiamo gli 800 metri uomini e donne, abbiamo, allora, fammi vedere che me lo dice, Grecia, qua mettiamo la Francia, mettiamo il Belgio, col Brasile l'Etiopia, no, il Kenya, piace di più il Kenya, vabbè, USA. E con l'Australia, l'Etiopia. Vai. 800. Ok ragazzi, andiamo. $800 femminili. Merda, calma, calma. Relax, come relax. Vediamo come va a finire. Australia, Etiopia, Belgio, Francia e Kenya, Brasile. Non mi vedo il favorito. Comunque in realtà togliermi heptathlon ed decathlon è più uno svantaggio per me, perché sono in difficoltà, cioè sono dietro le medagliere, però metterne doppie di quella vuol dire proprio aumentare di troppo le medaglie, e per le prossime Olimpiadi voglio fare un equilibrio. Magari per le Olimpiadi, non so, io pensavo di fare proprio Atlanta 96 per vedere contro gli Stati Uniti se riesco con bonus mostruosi americani di riuscire a farcela comunque. Sono curioso, beh, sono curioso. Calma, devo un po' rilassarmi perché... Devo stare attento. E vediamo se è fattibile l'oro negli 800 donne. Attenzione, s'il vous plaît. Eccoci qua. Vai, ultimi 100, vediamo, siamo un po' stanchi. Sono stanco, ma ce la faccio. Gold medal. Grande Kume. Vediamo. Corea argento. E Giamaica bronzo. Kenya e Etiopia. Fuori da tutto.
Sì, perché avevo messo l'Etiopia con l'Australia, il Kenya col Brasile. Vabbè, cazzi loro. Ciao. Adesso 800 uomini. Questo è un oro pesantissimo. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ok. Vediamo solo gli stessi. Greece. Ok, Belgio, Francia, Brasile, Kenya, Australia, Etiopia. Vai. Vai. Go, go, Power Ranger, la la la. Scusate. Ok, stiamo attenti, perché possiamo fare un altro oro qua, eh? Non sprechiamo queste chance. Comunque Beijing e Londra rimangono capolavori di questo genere. Ok, mettiamoci qua, ma siamo stanchi, eh? È diverso uomo donna, è diverso, è spaventoso quanto sia diverso. Final lap. Per il Brasile e il Kenya è primo. Brasile e Kenya è primo. Sono stanco però. No, non ce la faccio con gli uomini a vincere. Purtroppo con gli uomini non ce la fo. Tutti vogliono l'interno, sono imbottigliato. Sono imbottigliato. Attenzione però, mancano 100 metri. E sto recuperando, bravo Cuba, bravo Cuba, bravo Cuba. Ah, sono stanco, però sono stanco. Sono stanco, vediamo se facciamo il miracolo. E il miracolo c'è. Sì! Pesanti sti ori. Vediamo, Australia, quindi l'Etiopia si prende oro e argento olimpico, Australia argento e Corea bronzo e soprattutto il Brasile no, però Kenya un bel bronzino. Così anche l'Africa le sue medaglie che merita. Ok, adesso abbiamo la marcia, che la prendiamo dal giorno 16. Marcia 30 km, 35 km. Sempre qua, adesso siamo con i 1500. Vai. Dopo ovviamente le 2 maratone. Ce le facciamo. In realtà dovremmo fare quello, almeno una, la femminile, dobbiamo farla oggi. Tanta carne al fuoco abbiamo. Qua abbiamo Grecia. Ok, il Belgio con la Francia, il Brasile col Kenya e l'Australia con l'Etiopia. Tutto uguale, bellissimo quando è così. E poi se la Francia non prende medaglie noi siamo felici. Vedo che 2 ori pesantissimi. Attenzione che gli Stati Uniti hanno paura adesso, eh? Gli States hanno paura. Almeno che non sono proprio combattute perché veramente su Atene c'era da piangere, vincevo con 2 km di vantaggio. Siamo appiccicati. E vediamo cosa combiniamo. In queste Olimpiadi, ragazzi, che come sta portando in tempo reale, forse sforiamo di un giorno, ma raga, più di così. Noi li chiudiamo lunedì.
sono molto soddisfatto, però diciamo che adesso ci saranno dei test, faremo ancora Olimpiadi quest'anno, sia estive che invernali, per fare il test per i bonus. E voglio cominciare dalle Olimpiadi retro Atlanta 96 e capire cosa mettere e cosa togliere. A questo punto penso che leverò l'hockey, perché l'hockey lo mettiamo solo per quelle invernali, che ci sta alle estive. Purtroppo è brutto vedere il ghiaccio con le Olimpiadi estive, e lo teniamo quelle invernali. Poi vediamo. No, non si stanca di niente, è un fenomeno, cazzo. È buggata, è buggata. È buggata la signorina. Siamo ai 700. Signori, il medagliere olimpico sarà aggiornato poi quando come si dice, siamo al giorno finale, lo aggiorniamo in tempo reale per capire chi lo porta a casa. Ok, attenzione però che abbiamo United States of America. Adesso possiamo anche riposarci un attimo, tanto siamo tutti là. È importante riposarci. Molto bene, molto bene. Guardate come sgomita il Belgio-Francia o Francia-Belgio. Che non se ne sta andando la Giamaica, che non ha bonus qua la Giamaica. Final lap, final lap. Classico final lap come andiamo. Attenzione anche all'Australia. Veramente è un dominio. Attenzione, aspetta che mi sto stancando adesso, non stancarti come. Portiamola a casa sta medaglia. E adesso può involarsi l'Italia. Attenzione però, attenzione. No, ma ci siamo. Buono. No, ma siamo fenomenali. Fenomenali. Ennesimo oro italiano. Finisce senza i bonus, l'avevo già vinto il medagliere da 3 giorni, cioè. Quindi sono molto soddisfatto di questa invenzione come indiana. Giamaica argento, Giamaica e Australia bronzo, però con l'Etiopia che si prende argento e bronzo per i bonus. Grande Etiopia. USA, no, Belgio e Brasile, fuori da tutto. Ok, adesso 1500, scusate, marcia 35 km uomini. Sta tremando USA, sta tremando USA. Il problema è che anche la Francia ha paura, perché anche nei totali stiamo recuperando. La Francia non pervenuta e gol. Francia non pervenuta e gol. Vai. Go come go. Go come go 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 come go go. Ok. E mo vediamo chi porterà a casa il risultato. Sono andati tranquilli all'inizio, non c'è bisogno di sgomitare troppo come fanno tutti gli altri. La Grecia ha preso possesso di tutto. Poi bisogna fare anche, ripeto, le Olimpiadi retro per capire che prima o poi se dobbiamo perderlo un medagliere, cioè non possiamo vincere tutti i medaglieri del mondo, raga, perché sennò dobbiamo capire per le Olimpiadi di Cortina e Milano come avere il nostro bonus, perché ci sarà un bonus Italia ovviamente, anche perché nessun'altra bonus, quindi a parte quelle di specialità che creeremo anche per le invernali.
quindi ci sarà tutto, raga. Quindi aumenteranno un po' le medaglie anche invernali, non di troppo ovviamente, ma bisogna far perdere il Cume deve perdere un medagliere, la cosa è ufficiale, perché mi sto prendendo un po' la mano, scusate, perché qua se vinciamo anche questo, che abbiamo un svantaggio di 8 ori, è veramente incredibile. Però ripeto, devo dire che i bonus sono serviti di specialità. È chiaro che il bonus che forse è un po' eccessivo è quello del doppio oro, però se facciamo due calcoli, Stati Uniti senza il doppio oro che ha preso, cioè sicuramente 12-13 medaglie in meno, e quindi ciao, praticamente siamo in vantaggio di 6-7 medaglie ed è brutto arrivare all'ultima giornata con la sicurezza di aver praticamente vinto l'Olimpiade, o quantomeno anche nei giorni precedenti avere vantaggi devastanti. Bisogna trovare un compromesso, che lo troviamo. E che l'America è specialità dove è veramente una bestia, c'è il nuoto, si fanno un sacco di doppi. Quello è il discorso. Adesso vediamo, ci si ragiona, ci si ragiona. Però abbiamo visto che noi facciamo tante medaglie, cioè noi senza bonus, senza far niente, ci siamo presi dalle 44 medaglie di Tokyo, siamo già a 60, voglio dire, quindi siamo forti, raga, siamo forti. Ispettore Callaghan, siamo forti. E qua abbastanza in scioltezza, stiamo portando a casa i 1500. La Grecia però sta surclassando il mondo, grande Grecia. Complimenti alla Greece. Final lap. Final lap. Vediamo, in questo momento le big sono fuori. Attenzione che la Francia vuole una medaglietta. La Francia da un po' che non prende medaglia, incazzata la Francia col mondo. Ma signori, è l'Italia che domina adesso. Ok, mi sono inserito nel curvone comendiano. E prendiamoci un altro oro, il quarto di giornata. Il quarto di giornata, raga, signori. Easy scusa. Questo essere il cuore. Grande Marchetto. E vai, cazzo. Andiamo a vincere un altro oro. Attenzione, la Francia si prende 2 medagliette, però, maledetti. Sì. Allora. Italia oro. Grecia argento. Belgio bronzo e Francia argento e bronzo di speciali, cioè di bonus. Eccoci qua. Giamaica non è nessuno, quindi ciao, molto bene. Adesso maratona femminile, sempre che 1500 chiudiamo, dopo la maratona maschile ce la spariamo domani. Vai. Dovevamo farle perché è vero che dominiamo, ma è giusto farle, ragazzi, perché non si sa mai. L'errore può sempre venire fuori. Potrei provare il record del mondo, però è un rischio, se dopo sbaglio e perdo l'oro. È un po' pericoloso la cosa. La cosa è un po' pericolosa. Stiamo così, va, che è meglio. Attenzione alla Giamaica. La Giamaica pompa, Per tentare il record del mondo devo andarmene. Vogliamo vedere se è fattibile, tanto non dovrei avere problemi, insomma, a vincere. Vediamo, sono curioso. Il Cume la rischia. Riposiamoci.
Questa è la maratona femminile, ragazzi. Sarebbe bella la specialità 42 km. Stiamo spingendo come dei forsennati per provare a fare un record. Ok, two laps remaining in un inglese di padrelingua. Dai che sia un po' più infattibile il record del mondo. Siamo vicini al final lap. Siamo vicinissimi al final lap comundiano. Le mitologiche Olimpiadi comundiane. Hanno fatto la storia. Il Cuba fa solo serie storiche che nessuno fa. Boom boom. Classico final lap, non è proprio impensabile. Dai ragazzi, su. Potrei farle però in diretta con tipo video programmato, ma quella specie di live non live. Potrei farla così, sinceramente. Attenzione, ha capitato una mini stronzatina, l'ho fatta. Arrivo un po' provato alla curva. Voglio tenermi tutta l'energia possibile. E quando sono negli Stati Uniti ho paura. Concedetevi un po' di paura. Boom 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 boom. USA ci prova, USA ci prova, USA ci prova. Ma siamo noi re del mondo, siamo noi, siamo noi. Ennesimo oro, qua dominiamo noi. Molto bene. Vediamo le classifiche. Italia, ennesimo oro di giornata. USA argento, meno male che non hanno i bonus. Vai ragazzi, sollevamento pesi. Abbiamo Cina e Russia. A sto punto le mettiamo insieme perché sono forti, uguali. Vai. Tanto qua l'oro è nostro. Anzi, 2 ori pesanti, non voglio neanche pensare di sbagliare. Il mitico Moreno Bauer. Ok. No! Mamma mia. Ok. Ragazzi, ho fatto il record mondiale di 220 kg. Non l'ho fatto vedere perché devo tagliare perché il video è già lunghissimo, ma ciao fioi. Ciao, cazzo, fuori la Cina, Italia, Stati Uniti, Francia. Ok raga, andiamo. Fortunata la Francia, sempre medaglie prende, facciamo i 113. No, ho sbagliato. Ma no. Sono una pippa. Ho fatto il peso iniziale. Sì, vabbè. Aspetta, dammi. Scusate. Tanto per perdere tempo. Vai Moreno. E ho fatto 2,20 ragazzi, Oddio. No. No, Fio, adesso dimmi che mi sono ciavato perché ho fatto... Calma. Calma, per piacere, ha fatto 2,20, dai. Calma.
Needs a good snatch here. Ok. Such a powerful athlete. Needs the 3 lights to go out. Oh yes. Mitologico Moreno, mitologico Moreno. Italia, Olanda, Canada, Cina e Russia, disastrosi. Velocità, ciclismo a squadre maschile e femminile, partiamo con il femminile. Ok, abbiamo la Francia, abbiamo la Gran Bretagna con l'Olanda, vai. Sarebbe un sogno prendere un oro qua, ma non riesco. Però quell'oro irlandese è stato pazzesco. Attenzione che la Francia è prima. Attenzione che siamo in formissima oggi. Looking for a medal as the bell tolls. Great Britain in second place. Attenzione che un bel sprint, un bel sprint, un bel sprint, un bel sprint. Attenzione la Francia, sta rischiando. Non ci credo. Gran Bretagna, incredibile, però in difficoltà la Gran Bretagna. Noi secondi, la Francia. No, la Russia, incredibile. Oro Russia. Italia, argento. E Gran Bretagna. Olanda. Argento e bronzo. GBR. Argento e bronzo. Solita Francia sculata. Si becca comunque un bronzino. Il vantaggio di giocare in casa. Madonna, Gran Bretagna sta perdendo medaglie adesso, però incredibile, dovrebbe essere anche qua un 4 ori tra Olanda e Gran Bretagna, e invece neanche un oro, benché va, ma se va bene 2. E noi ragazzi siamo in una forma che negli ultimi giorni dominiamo. Vai. La Russia e Irlanda hanno beffato i giganti dell'Olanda e della Great Britain. Attenzione che c'è anche USA. Qua sembra più veloce la competizione. Final lap, final lap. Final lap, final lap, final lap, final lap, final lap. Non ce la faccio, non ce la faccio. La Gran Bretagna torna a dominare. USA e Italia, un bronzino, raga, ci vediamo per il medagliere. Ragazzi, ecco il medagliere alla giornata finale con un Decathlon Heptathlon che può variare tutto. Abbiamo 2 ore di vantaggio, pazzesco, 62 a 60. Francia ormai non può più prenderci con troppe 21 medaglie di differenza a oro, quindi non ce la fanno, però è un bel medagliere, signori, perché c'è la lotta per il terzo posto, c'è la top 10, comunque bisogna capire, perché anche qua non è impossibile, anche se è chiaro che col fatto che le 10 squadre possono partecipare all'Heptathlon e Decathlon è normale che sarà un vantaggio, anzi sicuro, però vediamo come finisce l'ordine. Certo, le 129 medaglie della Francia totali non le recuperiamo più. Questa è veramente un'Olimpiade incredibile, c'è da dire che tante nazioni, guardate per esempio il Kenya, 10 bronzi, 13 totali, è molto indietro perché ha solo un oro, ma è incredibile. La stessa Etiopia, Polonia, Danimarca, veramente un gran bel vedere. Delle big, l'Ungheria 6, c'è delle big, di quelle più scarse, diciamo, con meno medaglie, però con tante totali. Vediamo Ungheria, Messico, sono quelle che ne hanno di più. E comunque anche queste 3 della Ruanda fanno sorridere. Buono raga, un saluto dal Comendone, ci becchiamo per la giornata finale che prevede i 100 metri donna e uomini, l'Heptathlon e Decathlon, le ultimissime 2, maratona maschile, 100 ostacoli. Raga, un saluto dal Comendone Breziello. Ciao!